Tecnici ONAV, ICE, Slow Food, semplici amanti del vino, rappresentanti della stampa intorno ad un tavolo del ristorante Ginger per degustare ed esprimere giudizi e consigli sui vini delle tenute Cuffaro. È stata un'occasione voluta da Rosario Cuffaro, che da anni gestisce il feudo Fauma, un antico latifondo di proprietà del barone Agnello Pasciuta, che scelse Filippo Cuffaro come sovrintendente alla cura della tenuta. Una fiducia rinnovata per generazioni fino alla gestione di Rosario, che dal 2016 vinifica in proprio con grandi successi e una lunga sequenza di premi per un vino che si è rivelato di grande qualità ed è apprezzatissimo dal mercato internazionale. Una passione antica per un prodotto che guarda al futuro. Tenute Cuffaro questa sera propone un prodotto certamente di qualità e lo spiega al pubblico e ai giornalisti. Perché? Siamo alla seconda annata, quindi qua noi presentiamo i vini del 2016 e del 2017. E sono vini, diciamo, in evoluzione, sono vini che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni, tipo Nord Italia e all'estero. Abbiamo dei prodotti tipo un Nero d'Avola, un Catarratto di Inzolia, dove noi puntiamo molto sui vitigni autoctoni, quelli che meglio presentano il nostro territorio. La nostra produzione, la nostra azienda si trova nel pieno territorio agrigentino. Quindi, diciamo, è la massima espressione dei territori di quello che possono dare l'espressione viticola agrigentina. Noi in futuro stiamo per lavorare per avere pure un vino rosé e un rosato che sta andando in continua, si sta riproponendo il rosato, e sono vini fatti su un solo territorio. Infatti noi non prendiamo altri uve, noi vinifichiamo tutto quello che produciamo in azienda, quindi con le caratteristiche di quel territorio, che è il territorio che si chiama il territorio di Fauma, che per gli addetti ai lavori un territorio che anticamente e da sempre è stato sempre vocato alla viticoltura. Che caratteristiche hanno i vostri vini? Allora, i nostri vini rispecchiano il territorio, intanto sono vini che rispecchiano, diciamo, quel calcare, che rispecchiano i terreni. Infatti i terreni sono calcare, gessosi, alabastro, quindi si sente molto il minerale. I Nero d'Avola hanno quel retrogusto amarogno, che è quello l'espressione dei terreni, non sono affatto terreni argillosi, e questo si ripete anche nei vini. Ricordiamoci che tutto quello che è l'espressione ultima dei vini risale all'uva, e l'uva risale ai terreni, quindi dove cresce l'uva, dove crescono le viti, poi si ripropone nel vino.